provincia di Ragusa, nel territorio di Comiso, lì dove le ultime sentinelle dei Monti Iblei osservano la sottostante pianura fino al mare, divenendo più in là delle blande colline, esiste un'area estremamente ricca di testimonianze, fin dalle più antiche età del bronzo. Quei morbidi profili, infatti, conservano ancora oggi tracce di uomini vissuti più di 4.000 anni fa, i quali, in quel mondo selvaggio, spinti dallo spirito di sopravvivenza, si ritagliarono uno spazio ai limiti dell'entroterra. C'era un motivo affinché quella comunità si stanziasse in un luogo così potenzialmente esposto. Come noi oggi abbiamo il petrolio, quei popoli primitivi avevano la selce. Quelle colline erano piene di selce, piene di quella roccia di silice dura e tagliente ideale per la costruzione di utensili ed armi. Quella risorsa era il business per una fruttuosa attività commerciale che si svolgeva con l'estrazione, costruendo delle vere e proprie miniere, la lavorazione con sbozzatura sul posto e la distribuzione capillare. Fiorirono qui diversi aggregati. In particolare ricordiamo quello di Monte Sallia, di cui ora ne rimangono solo scarse tracce, e un'ampia necropoli. Monte Tabuto, dove troviamo le numerose miniere, Monte Racello e forse Monte Raci, di cui una recente ispezione ha rivelato la presenza di tracce interessanti. Con il tempo però la selce perse inevitabilmente mercato. L'era dei metalli faceva sentire la propria influenza e l'economia di quelle genti, molto simile a quella neolitica, lentamente divenne obsoleta. E quando dal mare arrivarono i siculi con la conoscenza del bronzo, fu la fine. Queste antiche popolazioni furono costrette a retrocedere ad occidente o a integrarsi con gli invasori acquisendo il nuovo sistema sociale, anche se di ciò non ve n'è testimonianza. L'area dei Colli Comisani, che aveva visto favorevole la fiorente cultura della selce, di conseguenza si trasforma. I vecchi abitati vengono abbandonati o si riducono e il nuovo popolo siculo sceglie di stanziarsi su di un colle lì vicino, probabilmente vagliato prima con una certa perizia per le sue proprietà strategiche e difensive, e che noi oggi conosciamo con il nome di Castiglione. I siculi, giunti nel 1400 a.C., si diffondono a macchia d'olio in tutta l'area orientale, e in particolare quella sud, arrivando fino alle falde dell'Etna, così come è evidente dalla nascita delle città indigene del tardo bronzo, come la famosa città del Mendolito, nei pressi di Adrano. Tale diffusione con il tempo fu sostenuta anche da una certa forza militare, che unita alla conoscenza capillare del territorio, era certamente un ostacolo poco trascurabile, così come ebbero a conoscere i greci quando cercarono di insediarsi all'interno. All'epoca Castiglione era ancora un villaggio arroccato e ben difeso. I suoi abitanti eressero delle cinte murarie, così come avevano già progettato altri villaggi limitrofi, e a maggior ragione loro, essendo nell'estremo margine del tavolato degli Iblei, erano i più scoperti, e avrebbero sicuramente subito per primi l'onda di possibili invasioni provenienti dal mare. Loro malgrado, l'invasione giunse.
I greci, maggiormente equipaggiati e più militarmente organizzati, penetrarono in pieno territorio siculo, conquistando le roccaforti come l'antico villaggio su cui fu fondata Acrai, o come Caltagirone, Mineo, Licodia Eubea, Buscemi, eccetera. Dall'altro canto, in molti casi, la conquista fu meno brusca. A quel tempo, infatti, coesistettero due linee di pensiero fra le politiche interne delle colonie greche. Vi era la filosofia filo-indigena, che vedeva nell'elemento indigeno una reciproca cooperazione per vantaggi commerciali ed economici, e vi era la filosofia conquistatrice, la quale voleva invece la sottomissione dell'elemento indigeno e il controllo assoluto. Siracusa era per la seconda, mentre la sua terza colonia, Camarina, era per la prima. I camarinesi filo-indigeni iniziarono a stringere buoni rapporti con gli indigeni di Castiglione, tanto che questi li accolsero di buona lena, donandogli letteralmente le chiavi della città e dando carta bianca per rinnovare l'impianto abitativo dalla capanna circolare alla casa a pianta quadrangolare, con strade ortogonali e suddivisioni in quartieri. Un vero e proprio restyling. I siculi migliorarono il loro tenore di vita importando gli usi e i costumi greci. I greci accolsero i culti religiosi siculi e i riti di sepoltura e trassero giovamento nella conoscenza del territorio e nello sfruttamento commerciale con gli artigiani indigeni. Vi erano unioni miste e si prosperava nell'armonia. Castiglione fu un esempio chiaro che la convivenza con gli indigeni e l'ellenizzazione delle genti sicule era possibile, e tale politica iniziò ad avere consenso fra i vari insediamenti dell'entroterra a tutto vantaggio dell'espansione di Camarina e della sua politica. All'epoca Casmene, la seconda colonia di matrice militare antisicula, tremava, così come la capitale Siracusa. Urgeva un intervento, l'espansione filo-indigena di Camarina e le sue tendenze indipendentiste dovevano essere fermate per evitare che la filosofia antisicula siracusana perdesse mordente e potere sia politico che territoriale. Essa quindi inviò contro la ribelle Camarina le sue truppe, quelle truppe che probabilmente distrussero in poco tempo quella piccola città sul colle di Castiglione, tanto che per millenni fu dimenticata per essere riscoperta solo alla fine del secolo scorso con campagne di scavo effettuate a singhiozzo fino al 2002. Di questo luogo, di cui si perde completamente sia la memoria che le precise vicende storiche, si conosce solamente che era un antico villaggio siculo ellenizzato,
e che l'abbandono fu repentino forse a causa di una distruzione militare. Le indagini archeologiche, concentrate sull'abitato e sulla necropoli, hanno messo in evidenza la perfetta compenetrazione delle due culture in una convivenza pacifica e serena, perfettamente in accordo con le già descritte politiche della vicina Camarina. Degli antichi storici nessuno ne parla, pertanto il nome originario si perde nei secoli e probabilmente non lo sapremo mai, ma il toponimo stesso di Castiglione è indicativo del fatto che in antico i ruderi sul monte, forse già in epoca romana, erano più visibili e integri di ora, per cui è possibile che si sia tramandata la voce popolare della presenza di antiche costruzioni, forse in riferimento a fortificazioni tanto da assumere il nome di Castiglione, tipico di quei luoghi ove è indicata la presenza di un luogo abitato in antico e fortificato. Ma Castiglione potrebbe essere anche una storpiatura dell'antico nome della città ellenica, così come avviene a Mineo o a Siracusa. Non lo sapremo mai, a meno che futuri scavi non portino alla luce qualche manufatto con scritto il nome attribuibile al sito stesso. Una speranza esiste ancora, dato che solo una piccola parte del sito è stata indagata. Molto resta ancora da esplorare e molti tesori rimangono sotto la terra in attesa di ritornare ad avere voce. Un'erbetta invernale smossa ora da un leggero vento. Le rocce mute bianche vi affiorano come testuggini galleggianti in questo verde mare. Il nostro occhio ne segue gli allineamenti, giocando con le forme, ricostruendo gli edifici, le strade e ripercorrendo i secoli per odorare quei tempi che sembrano quasi irreali, per quanto ci appaiono lontani, non solo come tempo in sé, ma anche come cultura. Tutto ciò ci mostra come nelle lotte di popoli, dove il più forte tende ad avere sempre la meglio, può esistere la speranza di un'unione e una cooperazione, insegnando infine quello che ancora molti si ostinano a non capire, che ciò che conta alla fine è semplicemente l'armonia.